Questo è Sentieri Sonori Podcast. State ascoltando i Robbi Novi dell'Imperaturi. Testo in siciliano da Andersen di Francesco Lipari. Musica di Fracargio. Legge Rocco Barbaro. C'era tant'anni arreri un imperatore che si ricriava con vestiti sempre nuovi, sborsando denaro a tinchitè, ma si impaparacchiava. Non aveva pensieri più soldati, né ci sperciava di ire o teatro o di passare in bosco, se non per fare mostra di robe nuove. Aveva vestiti ogni ora do giorno e sì di sovrani si sente dire spesso che suo consiglio, Piddu, la frase più a misura era «Ento cammarino». Da città non stava, s'allianava assai e c'era ogni giorno un vacavene forestieri. Una volta giunsero due fanfaroni e si vincero costurieri e dicevano di essere in grado di tessere la roba più bella che poteva venire avanti all'occhio. Non solo i colori e il disegno erano fuori dell'ordinario, ma i vestiti fatti con da stoffa avevano potere di diventare invisibili all'occhio di due categorie d'uomini, chi non digni da sua carica e i babbasoni. Sono proprio belle robe, pensò l'imperatore. Con chi si potesse scoprire che un Tome Regno non è degno da sua carica e di riconoscere i babbasonazzi di intelligenti. Sì, sta stoffa sa a fare subito per me. E incidesi e due bruglioni sordi in quantità per cominciare l'opera senza perdere tempo. Chi si montare tutelari e per causa misero umano. Addomannaro a sita più bella e l'oro più prezioso, si inchiri i borsi e travagliaro chi telare vacanti tutta nottata fine ai materati. Sogno curioso di sapere come vanno i travagli da stoffa, pensò a un certo punto l'imperatore. Ma se stava una picca in fernicia o pensieri che i babbi e cui non era cosa da sua carica, non potevano vedere a stoffa. Certamente non si scantava più, ma sì, e no, preferivo andare prima a qualche altro per adunarsi di come andavano i cosi. Tutti in città sapevano dei poteri fenomenali di da stoffa e ognuno non vedeva l'ora di scoprire quanto tronzo incapace fosse il suo vicino. Ma non ne costurieri un vecchio e valente ministro, pensò l'imperatore. E tu può vedere meglio come sta venendo a stoffa, visto che aveva giudizio e quando si tratta di fare il suo travaglio c'è un zitto per tutti. Il vecchio e valente ministro raggiunto a salone on i furfanti stavano racchigiando con due telare vacanti. Signor Rosso, aiutatemi, pensò, e sbarracchiò l'occhi. Non riesco a vedere niente, ma non dissi. Tutti e due trabuseri ci fecero un segno di venire più vicino, addumannando se i colori e il disegno erano belli. Da mentre mostravano i telari vacanti e il povero ministro continuò a sbaracchiare l'occhi, ma non poteva dire niente, perché non c'era proprio niente da vedere. Signore, pensò, sogno fosse babbo, non sa mai. Forse che non sogno cosa da me carica. Non posso contare per i pedi che non vedo a stoffa. E allora fece uno di due costurieri. Non decide niente? È una meraviglia, sprennelo, disse a fine per non passare per fissa, il vecchio ministro guardando dell'occhiale. Che disegni, e che colore, sì, ci dica all'imperatore che mi piacciono assai. Siamo proprio contenti, dissero i due tessatori, e cominciarono a montuare i vari colori e un grandioso disegno. Un ministro atteso la ricchi, giusto per sapere che ci contare all'imperatore, e ci riportò paro i valori di vanto di due.
Imbruglioni a domandare altri soldi, sita e oro, che aggiuvavano per cosere, ma si azzeccarono tutto in ta sacchetta perché su tutelare non ci arrivò manenti. E intanto id continuarono l'opera sopra i due telari vacanti. Passò una picchia tempo e l'imperatore mandò un altro onesto funzionario per vedere come si quotavano i travagli e per capire quanto mancava prima che il tessuto era pronto. E tu ci ammattiu a stessa cosa do ministro. Tagliò attento, ma non c'era niente da vedere se non telare vacanti, e infatti non vitte niente. Non era bella stoffa? Domandare due trafaldini mostrando un bello disegno che non esistia. Fissa un sogno, pensò il funzionario. Forse la carica che hai non è adatta per mia, ma pare strano. A ogni modo, nudo se ne va a accorgere. E così, da stoffa che non vedia, a portò ai stiddi, rassicurando le sopraudizio che procuravano i bellezze di colori e la magnificenza del disegno. Sì, è proprio sfrazzosa, riferiva poi all'imperatore. Tutte quante in città parlavano di stoffa ragnosa. L'imperatore avesse allora vedere Diddo stesso mentre che era ancora su Potelaro. Con una para d'uomini scelte, fra cui due funzionari che già l'avevano vista, hanno uniscaltri truffatori stavano tessendo, ma senza filo, pigliate buone del travaglio. Non è magnifique? Dissero priati i due bravi funzionari. Vostra maestà, guardate che disegno, che colori. E mostrarono telaro vacanti, pensando che l'altro potessero vedere a stoffa. Come può essere, pensò l'imperatore? Io non vedo niente. Mi sento molto amato. Sogno forse babbo, o non sogno degno di essere imperatore. E la peggio cosa che mi può capitare. È una favola, schigliò invece. Ava me approvazioni. E ammirava soddisfatto telaro vacanti. Non voleva dire che non ci vedeva niente di niente. Chi do appresso a Iddu tagliaro attenti, ma non scoprero di più perché tutti dissero imperatori a stessa cosa. È una meraviglia. E ci consigliarono di farsi un vestito da stoffa nuova e maestosa. Mi sa mattia per la prima volta corteo che sapeva allestire di da qualche tempo. Magnifique, beda, excellente, dissero a voce alta tutte quanti e si priarono assai di suoi valori. L'imperatore assegnò ai trabuseri il titolo di croce dei cavalieri, ma se l'appezzarono all'acchetto e il titolo di nobile costurieri. Tutta notte, prima del corteo, i suffaldini restarono iasati, con 16 cannili addumati, giusto per fare la picca del scioscio e fare credere alla gente che sapevano arremanare per preparare un nuovo vestito dell'imperatore. A per caso, che levare la stoffa tutelaro, tagliarono l'aria con grande forbici e cosero con la voglia senza fili. E alla fine dissero: ora il vestito è lesto. Iuncia dunque l'imperatore personalmente, che i suoi egregi cavalieri e i dumbruglioni isarono un braccio come se tenevano qualche cosa e dissero: questi sono i causi, poi a giacca e per finire un mantello. A stoffa è leggera come a tela di tarantola, pare di non avere niente d'incontro, ma è proprio questo il pregio. Sì, conformarono tutti i cavalieri, pure se non potevano vedere niente perché niente c'era. Voli vostra maestà imperiale degnare se mi si spoglia? Dissero i truffaldini, così ci mettiamo in robe nuove, proprio cada manto specchio. L'imperatore si spogliò e i truffatori fingero di porgerci i vari pezzi di un nuovo vestito che stavano finendo di cosere. O pigliarono la vita come se avessero attaccare qualche cosa bella fitta. Era un strascio e l'imperatore si rigirava davanti allo specchio. Come ci sta buono, che zizzo, ci dissero tutti, che disegno e che colori, e un vestito maestoso, che fuori c'è il porto baldacchino,
che va essere tenuto su passo maestà durante il corteo, annunziò il gran maestro dei cerimoniali. Sì, magari io sogno pronto, rispondeva l'imperatore. Mi sta proprio buono, non è vero? E si girò un'altra volta davanti allo specchio, come se contemplasse la sua divisa militare. I ciambellani che avevano a reggere lo strascio fingero da afferrarlo da terra e partero da nanno l'aria, dato che non potevano fare intendere che non vedevano niente. E a così l'imperatore gli aprì un corteo sotto bello baldacchino e i genti che erano passati a finestra dicevano: a maraviglia, il rombo nuovo dell'imperatore, che bello strascio con la porta, con mezze. Oh! Nudo voleva fare intendere che non vedeva niente, perché a nunca avesse dato occasione all'altro di pensare di essere babbo o di non essere cosa da sua carica. Mai un vestito dell'imperatore aveva fatto un così buono renesto. Ma non aveva niente in codo, schigliò a un certo punto un Caruso. Signori, sentite la voce dell'innocenza, replicò Pace, e ognuno ciuciuliava all'altro chi più Caruso aveva detto. Non aveva niente in codo. C'è un Caruso che dice che non aveva niente in codo. Non aveva proprio niente in codo, carcariava all'ultimata tutta la gente. E un imperatore allora a cerrazzare i carni perché sapeva che avevano ragione, ma pensò ormai a restare ansina fine. E di sta maniera si aggiustò sempre più che a scalare a Treveto e i ciambellani ci ivano appresso a reggere un sascio